Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo, come avete visto dal titolo, la differenza fra una genesa e un sigillo o un circo. Beh, parliamo così, un genesa è un sigillo, ad esempio salomonico. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Face, dove avete visto che il Legarda Marietto Veneziano stanno rilanciando un vecchio gruppo, siamo più o meno a 950 iscritti e cresce, ed io più o meno saltuariamente alla mattina alle 11 farò una sibille interattiva gratuita dove tutti possono fare delle domande. Alle 11 mi raccomando, non un minuto più, non un minuto meno, dura solo mezz'ora. Poi abbiamo il sito capitano.altavista.org, qui sotto il link in descrizione per poterci raggiungere, dove avete visto che ci sono 20 ebook gratuiti con le istruzioni, ve lo scaricate, ve lo stampate, studiate e via. In più c'è una sezione shop per chi è un po' più esigente per alcuni lavori di radionica, radiostesia, magia, il diagramma di iniziale. Vi ricordo che ormai nel sito del capitano già avete anche la possibilità di lasciare ad esempio dei commenti o di vedere dei video, ma partiamo anche invece nel canale vostro Marietto. Il vostro Marietto ormai ogni mese più o meno ha 900 ore di visualizzazione, 12.000-13.000 visite, di cui più o meno 1.600-1.700 utenti unici. Questo vi voglio ringraziare perché è un bel segno e ho più di 1.500 iscritti. Ma iniziamo col discorso Genesa e sigilli salomonici, perché l'altro giorno parlando con una persona, il mio committente, che aveva visto il video sulla Genesa, mi dice, ma sì, ma anche i sigilli hanno una certa quantità di energia Bovis e quindi chiaramente bisogna spiegare anche questa cosa. È vero. Allora, prima di tutto abbiamo capito che la genesa è una macchina vibrazionale, come lo è un circuito radionico o un simbolo che usano ad esempio le multinazionali. Il sigillo salomonico, a dipendenza anche dalla qualità e della ricerca dell'aiuto, invece ha dentro delle intelligenze planetarie. Che cosa vuol dire questo? A me è capitato alcune volte di analizzare dei sigilli e questi sigilli salomonici, chiaramente, alcuni erano farlocchi, cioè fotocopie, no? Tipo trittici. Io ho visto ultimamente una persona che aveva speso più di 300 euro per un sigillo, per una fotocopia, senza nessuna, come si dice, vitalizzazione del sigillo, nessun rito che qualcuno gli aveva venduto, no? L'ho analizzato, era praticamente piatto, aveva le vibrazioni della carta. Ci sono invece sigilli quando vengono battezzati, vengono vitalizzati, che chiaramente, consacrati chiaramente, acquisiscono le informazioni vibrazionali planetarie tramite le forze chiaramente del mago, no? O dell'esoterista o dell'ufficiante. E queste forze sono intelligenti. Che differenza passa tra una cosa intelligente e una macchina invece tipo un microonde che se tu sei a 7000 bovis e questo spara 13.000 tutti i santi giorni, a un certo punto ti può cuocere il campo eterico. Invece un sigillo che praticamente ogni giorno plasma secondo le tue necessità, il buco astrale di quando sei nato, per il semplice fatto che chi non ha visto le pillole sui sigilli, meglio che le vada a vedere. Però praticamente il sigillo è un abito vibrazionale che nel corpo astrale, giorno dopo giorno, cerca di sopperire alle mancanze planetarie di quando una persona è nata. Io sto parlando sempre dei sigilli planetari di Salomone. Quindi sono due cose nettamente diverse. Una è un'entità viva, il sigillo. Infatti chi brucia o butta via un sigillo se l'ufficiante non ha messo o gli viene rubato, se l'ufficiante non ha messo determinate sicurezze, paga un debito caro. Invece la genese è solamente una macchina vibrazionale che serve a dare energia. È come se voi beveste un bicchiere d'acqua, se avete sete va bene, ma se voi mi bevete un oceano, chiaramente c'è qualche problema.
Quindi fondamentalmente le cose sono nettamente diverse. Magari hanno la stessa potenza di Bovis, magari anche il sigillo di più, ma il sigillo sa quando operare e darvi l'energia, perché ce li sono dentro delle forze planetarie che sono intelligenti. La Genesa no, a meno che uno non la consacri, non la vitalizzi e via dicendo. Ma allora perde il concetto di Genesa e diventa un'altra cosa. O il sigillo è personale, lo ripeto perché se non hai capito, è personale, cioè è fatto su esattamente il bisogno astrale della persona. La Genesa? No. Infatti vedete su alcuni social gente che dice datemi i vostri nomi per i soldi, per l'amicizia, per di qua, per di là. Capite che sono due cose molto diverse. Una è un po' pericolosa se gestita male, l'altra chiaramente sta solo nelle mani dell'ufficiante a fare in modo che sia una cosa positiva o meno positiva. Il sigillo poi dura tutta la vita, la genesa non lo so. Bene cari amici, grazie per avermi seguito e alla prossima, ciao.